Queste è le parole che gli è state dette a Geremia da parte del Signore. Il Signore, Dio di Israele, ha detto così: scriviti tutte queste robis che ti hai dette in un libro, perché ve abbiano dis sentenza del Signore, che io tornerai a menare da ora gli esiliati dal mio popolo di Israele e di Giuda, al dice il Signore, perché io tornerai a menaio in terre che avrei date a loro e ai loro bons, e che le hanno ereditate. Queste sono le parole che il Signore ha dette a Israele e a Giuda. Proprio il Signore ha detto così: ho vinto un berli di spavento, di terrore e non di pace. Informaisi e vi ho detto ben sal partorisse un maschio. Perché vi odio tutti gli uomini con gli smanso gli omboi tanche una partoriente, perché si ese strassomeade ogni muse. Io c'è tan grande che giornate non de un'altra compagne. Alle timp di disgrazie per Jacob, ma però le scapolerà. In che dì succederà, sentenza del Signore de Schiris, che creverai il Iov, calà sul suo quel, e o spaccherai li sostiadenis, di modo che i foresti non lor dusedin più in sottananze, ma loro asserbisaranno il Signore, lor Dio, e David, lor re, che io farai saltapur per loro. E tu non stavi pure, Jacob, mio servitore, sentenza del Signore, e non sta spaventati, Israele, perché vecchi cosoi, ti salvi di une tiere lontane e la togliernassie da tiere dal loro esili. Jacob al tornerà, al vivrà quiet e sicuro e senza che nessuno lo lambichi. Propit, io sarai con te, sentenza del Signore, per salvati. Io farai un frutto di tutti i foresti, là che ti hai dispiarduto, ma non farai un frutto di te. Ti chiastierai, ma con giustizie, però non ti lascerai dal tutto senza chiastic. Difatti, il Signore ha detto così: la tua feride non si rive guarile, la tua plae non si può mediale. Non de un che giudichi la tua cause, per tua plae non ti has medicinis che guarissin. Tutti i tuoi amanti ti hanno dismenteate, non vegni più acceriti, perché ti hai pestate come che si pesta un nemico, con un chiastic senza remissione, per colpe de tue grandi tristerie avevi inchiappato i tuoi peccati. Perché berlis tu per tue feride, il tuo dolore non passerà, per colpe de tue grandi tristerie avevi inchiappato i tuoi peccati, perché vuoi fatto quintri di te che stis robis. Po ben, tutti che ti hanno glotude saranno glotuti, e tutti che ti hanno tabiate, ma proprio tutti allaranno in soltananze, e che ti hanno rafade, io rafaranno anche loro, e tutti che ti hanno spelate, io consegnerai perché ti io spelin. Propit, o medierai la tua feride e ti guariserai de tuoi splais, sentenza del Signore. Sebben che ti disin parade vie, Sion, che non ha nessun che le ciri. Il Signore al discussi, de chi cosoi, o farai finire l'esili de stendis di Jacob, e ovarai dul de stostiasis. Anche la città sarà tornata a passù de sos maseris, e il palazzo sarà tornato a fondare dal suo diritto.
Di lì venirà fuori un elaut e un voce di feste. Io farai cresci di numero, no calà. Io onorerai 100 migliaio. I suoi figli saranno come pardieri, e la loro assemblea sarà salde davanti ai miei boi. Biel che l'orai a chiata duc, che io anti biaz. Il suo principe sarà un di loro, e pramiece di loro salterà fuori il sosso restante. Lo farai vigni d'ogni e lui si svicinerà di me. Difatti, cui esel, che il calpegnorerà la sua vita per vigni d'ogni di me. Sentenza del Signore, Uatris o sareis il mio popolo, e io o sarai il vostro Dio. Beh, il burlaz del Signore alle sclope in tutte le sue rabbie. Un burlaz accompagnato di boadice al voltole sul chiab dai tristi. Non si tirerà l'impite de rabbia del Signore, finché non verrà portata al colmo e mettuzzi in vore i proietti del suo cuore. Sul finì dai dis, lo capisareis.